Mister Rota, tecnico della Solbiatese. Mister, oggi era importante vincere per la corsa ai playoff, purtroppo è arrivata una rotonda sconfitta che a questo punto vi quasi condanna ed è difficile arrivare ai playoff, appunto. Sì, purtroppo è stata una partita iniziata anche discretamente, poi dopo proseguito male nel primo tempo, subito nel secondo tempo ci hanno dato una mazzata col 2-0, poi dopo il 2-1 credo che abbiamo avuto delle occasioni per poterla rimettere in piedi e dopo purtroppo abbiamo trovato un super gol di Gian Gaspero e poi un altro ancora bello sulla ribattuta della traversa che è andata oltre la linea. Che dire, bisogna stringere la mano agli avversari, sono stati bravi di noi oggi e niente, è ovvio che adesso siamo troppo legati ai risultati degli altri, quindi per noi entrare nei 5 è complicato, ma non è assolutamente impossibile. Cercheremo di fare il nostro dovere domenica prossima con Oltrepò, vincere, dopodiché è chiaro che dovremo purtroppo aspettare gli eventi sugli altri campi. E comunque la matematica appunto ancora non vi condanna, quindi sarà importante per voi vincere anche domenica prossima, ma comunque dopo un anno importantissimo come il vostro, con una finale importantissima ancora da giocare, vedendo la sconfitta di oggi, dov'è che questa squadra può ancora migliorare ulteriormente, anche in vista poi dell'ultima gara e poi della finale di Coppa Italia? Ma probabilmente nel reagire agli eventi negativi che ci sono durante ogni partita, ovviamente, credo che forse un po' quello che è un po' il nostro punto lo possiamo assolutamente migliorare, perché ogni tanto ci capita di magari abbatterci un po' troppo dopo un gol subito oppure un'occasione mancata piuttosto che occasioni degli avversari, quindi probabilmente è un po' quello il lato su cui si può migliorare, però veramente stiamo parlando di dettagli. A questi ragazzi io non posso assolutamente dire niente perché hanno fatto un'annata straordinaria fino adesso. È chiaro che adesso bisogna poi portare a casa i frutti, e i frutti li abbiamo persi qualcuno oggi per strada perché era un buon treno per i playoff. Vediamo domenica prossima come fare cercando di sperare che qualche risultato ci dia una mano, e poi è chiaro che tutti gli occhi sono puntati sull'11 maggio dove sarà la finale di Coppa Italia. Perfetto, mister, allora in bocca al lupo per domenica prossima e in bocca al lupo soprattutto per la finale dell'11 maggio. Grazie mille. Grazie e complimenti. Con mister Fedele, tecnico Leonardo Razzate. Mister, oggi serviva vincere per archiviare la pratica playoff e beh, 4-1 direi che è una vittoria abbastanza soddisfacente. Sì, decisamente, devo dire che i ragazzi mi hanno reso veramente orgoglioso oggi. Hanno fatto una partita ai limiti della perfezione contro una squadra molto molto forte come la Solbiatese, che giustamente penso che sia durante l'arco del campionato appunto il Cilentano si è concentrato sulla Coppa prima di buttarsi in questo rush finale, quindi devo fare veramente un plauso a tutti i ragazzi, sia quelli che sono partiti, quelli che sono subentrati, quelli che non sono entrati, perché è il merito di tutti. Ecco, un plauso però naturalmente bisogna farlo anche al mattatore di oggi, Gian Gaspero, 3 gol, uno più bello dell'altro. Quanto è importante questo giocatore per la squadra sua, insomma? Francesco è un giocatore fondamentale, non ho vergogna a dire che sono il giocatore più forte che c'è in questa categoria, contando tutti e 3 i gironi, quindi noi ce lo vogliamo tenere stretto e speriamo che faccia ancora meglio nelle prossime partite nei playoff. Ecco, naturalmente adesso verranno le partite davvero importanti perché vi siete guadagnati sul campo questi playoff, ma adesso secondi o terzi di come, insomma, a seconda di come si finirà, bisognerà poi vincere queste partite. Sì, adesso l'obiettivo bisogna ragionare come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, sempre a breve termine. Il prossimo obiettivo è Pavia per cercare di arrivare secondi, vuol dire giocarci i playoff in casa, e noi sappiamo quanto è importante giocare davanti al nostro pubblico, sul nostro campo, dove abbiamo delle certezze importanti. Quindi adesso l'obiettivo primario è Pavia e poi dobbiamo capire come preparare al meglio i playoff, perché vogliamo giocarceli a viso aperto come abbiamo sempre fatto in questo ultimo periodo. Perfetto, mister. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie mille.